Eccoci con Simone Camozzo, uno degli ultimi arrivati in casa Portogruaro. Oggi c'è stato un derby, insomma il tuo primo derby con la nuova società. Che aria hai respirato, al di là che è stata anche una bella vittoria, perciò sicuramente un clima euforico, insomma, visto anche che si sta facendo la corsa insieme al Prodeco per vincere questo campionato. Che emozioni oggi su un derby in campo e come hai visto questa partita? Certo, c'è stata un'atmosfera importante che ci ha motivato molto. Era una partita che si pronunciava molto difficile perché sapevamo che loro venivano da un buon risultato contro il Favaro, che è una squadra ostica. Comunque ci ha fatto molto piacere come sta rispondendo la piazza e quindi le vittorie, comunque il gioco che vogliamo proporre anche e soprattutto per loro oltre che per noi. Senz'altro sono state delle emozioni importanti perché la partita era molto importante visto che la situazione che stiamo vivendo è quella che ormai si conosce, è un testa a testa che non finisce, ma soprattutto siamo molto contenti di aver fatto appunto questa prestazione. Come ha detto il mister, siamo andati molto bene questa settimana e stiamo acquisendo ancora più consapevolezza nei nostri mezzi. Sì, andando un po' su di te per conoscerti anche come giocatore, tu stai giocando sul ruolo tuo naturale, qual è la tua posizione in campo che giocavi prima? Io a Venezia ho sempre fatto la mezzala, qualche volta il trequartista, però mi è capitato anche di giocare come metodista nella difesa. Onestamente non ho mai giocato a due, però comunque in settimana avevamo preparato al meglio questo modulo che ci ha permesso a me e a Stefano di essere al più agio possibile. Fisicamente stai bene? Sei pronto a questa appunto dura battaglia delle partite rimanenti? C'hai qualche acciacco? Perché mi sembra che il Portogruaro abbia l'infermeria vuota, no? No, a livello di infortuni stiamo bene, non abbiamo nessun infortunato. Personalmente fisicamente comincio a sentirmi bene, sto recuperando e quindi comincio a ritornare il calciatore che conosco. Come ti sei ambientato? Che ambiente hai trovato anche come compagni? Ma senz'altro potermi allenare con compagni esperti come Fabret, Battistone, Di Porzanti, anche tutti gli altri, è senz'altro un vantaggio per un giovane. E devo dire che mi sono ambientato molto velocemente e grazie anche a loro, grazie anche al mister Vittorio che c'era prima, quindi da questo punto di vista non ho anzi niente da dire. Mi aspettavo, essere sincero, probabilmente da un calcio giovanile, a Venezia facevo la primavera e non ero bene a conoscenza di quale sarebbe stato il mondo dei grandi, ma sono stati molto bravi a farmelo capire sin da subito. Allora l'ultima battuta, perché mi sembra da queste tue ultime parole che tu non avevi mai giocato in promozione prima? No, ho fatto sono stato in contatto per un breve periodo con la prima squadra a Venezia, ma nel mondo di grandi è la mia prima esperienza questa. Hai trovato un ambiente duro, cattivo come si dice, o si gioca a calcio giocato bene, insomma? No, senz'altro è un mondo completamente opposto rispetto al mondo giovanile e un campionato molto più meschino, molto più fisico, anche a livello agonistico. Anche un po' cinico forse? Esatto, anche perché la cosa che ho percepito sin da subito è che qua si gioca per vincere, cioè sono i pali 3 punti e fortunatamente anche sono in una società che ha anche la filosofia di giocare la palla e quindi concentrarsi anche sul bel gioco. Bene, allora ti abbiamo conosciuto un po', ti ringraziamo per la disponibilità e alla prossima. Grazie.